Vogliamo nel nuovo Consiglio regionale esserci se possibile perché davvero indipendenti dalle segreterie nazionali, dai partiti politici tradizionali, noi vogliamo dare voce e forza a quei 2.200.000 sì che chiedono ed esigono l'attuazione della Costituzione e prima ancora del 116 terzo comma chiedono l'attuazione dell'articolo 5 della Costituzione. Uno dei pilastri su cui si doveva fondare la Repubblica e che è stato tradito, e cioè che per creare l'unità nella Repubblica Italiana serve valorizzare la ricchezza della sua diversità e delle sue autonomie locali. Autonomia al plurale, una scelta non a caso, quella di Simonetta Rubinato che rivendica il suo logo. La candidata alla presidenza della Regione Veneto con la lista Veneto per le Autonomie presenta la lista padovana. Tra i volti noti ci sono quelli dell'ex PD ed ex assessore alla scuola del comune di Padova Claudio Piron, l'ex leghista ed ex assessore provinciale Marzia Magagnini e l'ex onorevole grillina Jessica Rostellato. Una battaglia per l'autonomia ma sul modello di quella di Bolzano da cui si deve prendere spunto, dice Rubinato, anche per il sostegno alla ricerca universitaria affiancata alle imprese. Anche l'università deve ancor più di prima fare la sua parte, oltre alla ricerca di base, ricerca applicata per le piccole e medie imprese che devono reggere l'innovazione tecnologica per creare occupazione di qualità per i nostri giovani. Da questo punto di vista, le autonomie confinanti speciali Trento e Bolzano, che oggi celebrano, giornata del 5 settembre, la festa della loro autonomia speciale, a Bolzano per esempio hanno importato il modello tedesco del Fraunhofer Italia, cioè una organizzazione non profit che mette insieme istituzioni locali, università, imprese per finanziare la ricerca